Bene, buonasera da parte di Giulio Arnolieri, siete collegati con la palestra Dorando Pietri di Viareggio per la telecronaca dell'incontro di hockey su pista fra la SPV Viareggio e la Rotellistica Matera, valevole per la quinta giornata, 14ª giornata del girone B del campionato di Serie A2 di hockey su pista. Chi vi parla, come detto, è Giulio Arnolieri, in regia Walter Cortesi e le riprese sono a cura di Gabriele Bandini. Veniamo alle formazioni delle due squadre. La partita sarà arbitrata dal signor Cristiano Parolin di Bassano del Grappa, coadiuvato dal signor Sandro Raffaele di Viareggio. Iniziamo quindi con le formazioni. Per quanto riguarda la Rotellistica Matera, con il numero 18 Simone Pigato, uno dei due portieri, l'altro portiere è il numero 17 Joseph Elausi, e gli altri giocatori sono Matteo Matera, Conrado Piozzini, Augustin Torres Olivares, vabbè, diciamo anche i numeri, magari forse è meglio, 18 Simone Pigato, 17 Joseph Elausi, 10 Matteo Matera, numero 3 Conrado Piozzini, numero 13 Agustin Torres Olivares, numero 99 Alessandro Mastronardi, numero 5 Simone Rondinone, numero 2 Luca Santeramo e numero 74 Francesco Monticelli, allenatore del signor Valerio Antezza. Per quanto riguarda invece la SPV Group, il numero 1 Filippo Poletti, numero 29 Lorenzo Cortesi, numero 9 Jonas Cinquini, numero 4 Brando Del Medico, numero 6 Lorenzo Toti, numero 27 Cristian Tomei, numero 12 Francesco Poletti, numero 7 Mattia Spagnuolo, numero 18 Mattia Bicicchi e numero 54 il secondo portiere Jacopo Mascherpa, allenatore del signor Alessandro Martini. Come detto, si gioca la quinta giornata di ritorno, quindi ne mancano, passata stasera, 4 alla fine del campionato di Serie A2, dopodiché ci saranno playoff. Le altre partite in programma: Salerno-Castiglione iniziata alle ore 20, poi in contemporanea c'è anche Camaiore-Sarzana, mentre domani alle 18 si giocherà Follonica-Prato. Riposa la Pumas. La classifica, che vede ormai abbastanza delineate le prime posizioni: il primo posto del Castiglione con 30 punti, con 28 punti la Pumas, con 24 punti Camaiore e Matera, e queste al momento sarebbero le squadre qualificate per i playoff. Poi seguono con il 21 punti il Sarzana, numero 10 punti l'SPV, 9 Salerno, 6 Prato e 3 il Follonica. Quindi una partita piuttosto difficile per quanto riguarda la formazione di Alessandro Martini, che si misura contro una delle formazioni più accreditate del girone, la formazione di Matera, che ha intanto prima di tutto un ottimo allenatore, Valerio Antezza, che sta lavorando molto molto bene nella sua città di Matera, e poi può contare su due elementi molto validi, oltre che sui locali, sui due giocatori argentini, Piozzini, che ormai è da tanti anni in Italia, in particolare da parecchi anni anche a Matera, che fra l'altro è il terzo miglior realizzatore del campionato intero di Serie A2 dopo Posito del Breganze con 27 reti e Calvo del Montecchio Precalcino con 26, c'è Piozzini con 23 reti, e l'altro, abbiamo detto appunto, è Torres. Vediamo, quindi siamo pronti per iniziare. Il signor Parolin è pronto a dare via la partita. Diamo un'occhiata ai quintetti. Per quanto riguarda la SPV, Filippo Poletti fra i pali, poi Francesco Poletti con il numero 12 capitano, poi Mattia Spagnuolo, Cinquini e Mattia Bicicchi. Cinquini che recupera la sfera. Vediamo il Matera, fra i pali c'è Elausi, poi con il numero 3 Piozzini, che ruba palla adesso, si porta in avanti, chiude bene lo specchio della porta Filippo Poletti, e la conclusione termina sul fondo, fuori del rettangolo di gioco. Quindi vediamo gli altri giocatori del quintetto di partenza del Matera. Abbiamo detto c'è Piozzini con il numero 3, poi il numero 74 Monticelli, il numero 2 Santeramo e il numero 13 Torres. Questo il quintetto con cui Valerio Antezza ha iniziato la partita. Santeramo mette al centro per
Torres, niente di fatto anche in questa circostanza. Sta per scadere i 45 secondi dell'azione offensiva del Matera, va alla conclusione ancora, non c'è tempo perché il portiere para, ma l'arbitro, proprio sulla sirena dei 45 secondi, l'arbitro decide che la rimessa e la pallina viene assegnata all'SPV. È Francesco Poletti, il miglior realizzatore dei suoi, che porta in avanti la sfera. Da questi a Spagnuolo, va alla conclusione da metà pista, para e Lausi. Piozzini recupera, serve in avanti per Santeramo. Scambiano molto velocemente i giocatori, non si intendono poi Torres e il Monticelli, però ora non si intendono dall'altra parte i giocatori viareggini e quindi la pallina ritorna in possesso del Matera. Torres cerca di liberarsi, poi serve Piozzini, conclusione ribattuta, era Santeramo, scusate. Piozzini è ora in possesso di palla. Piozzini va al tiro, ribattuto da Francesco Poletti, e recupera la sfera la squadra di casa. Francesco Poletti supera la metà pista, chiama in azione Bicicchi, da questi a Cinquini, ancora Poletti, Spagnuolo, alla conclusione la palla a tiro a parabola, intercettato la difesa, poi recuperata da Bicicchi su anticipando Santeramo. Bella la conclusione di Bicicchi, pronta la risposta del portiere materano. Torres perde la sfera per l'intervento di Francesco Poletti, supera la metà pista Poletti, va in velocità, va alla conclusione, colpisce il palo esterno, era ben appostato e la usi, poi la conclusione di Cinquini, niente di fatto, siamo già dalla parte di là, con Piozzini attaccato da Spagnuolo, da questi a Monticelli, poi Santeramo e poi Torres. Hanno toccato palla tutti in sequenza i giocatori di movimento del Matera in questa azione. Piozzini ancora, Poletti intercetta la sfera e poi c'è la rimessa in favore della SPV. Sono passati 3 minuti e mezzo dall'inizio della partita, il risultato come vedete in sovraimpressione sullo 0-0. Manovra Francesco Poletti, Cinquini, ancora Francesco Poletti, Spagnuolo, in pallina rinviata dalla difesa, recuperata da Poletti, ancora una quindicina di secondi per l'azione offensiva dell'SPV, perde palla per una risposta non perfetta della sponda Cinquini e riparte Santeramo. Da questi a Piozzini, in avanti per Monticelli, poi Torres, si intromette bene Bicicchi che recupera la sfera, porta in avanti per Poletti, Cinquini si distreggia in area, niente di fatto, ancora l'SPV un possesso di palla, c'è il fallo di Piozzini e punizione in favore dell'SPV. È il primo fallo di squadra fischiato nella partita, l'ha commesso il Matera e sono passati 4 minuti e mezzo dall'inizio della stessa. Bicicchi, poi Spagnuolo si porta al centro, siamo sempre come vedete nella zona centrale della pista, tiro a parabola di Bicicchi che per poco non sorprende la difesa, fa buona guardia e la usi. Da questi riparte la sfera con una conclusione di Santeramo parata da Poletti, prova il passaggio in avanti Spagnuolo, intercettato, riparte subito il Matera, fermato di nuovo, fase con gioco molto spezzettato, intercettano progressivamente un po' l'una e un po' l'altra squadra, non c'è linearità nell'azione da una parte né dall'altra. Santeramo prova a partire da dietro adesso, arriva, serve al centro
per la conclusione di Monticelli, parata in 2 tempi da Poletti. L'altro Poletti, Francesco, cerca di portarsi in posizione di tiro, poi viene fuori un assist per Cinquini, non centra lo specchio della porta. Ancora Poletti, va alla conclusione, questa volta alla Usipara. Bicicchi, Poletti, conclusione di Poletti, deviata ma probabilmente era anche già fuori dello specchio della porta. Poi Santeramo, Piozzini, Torres, si fa vedere Monticelli, Torres ancora in possesso di palla, su di lui Francesco Poletti, chiama in suo aiuto, no, non si avvede nulla, è stato Cinquini che ha recuperato la palla prima che arrivasse a Santeramo. Dall'altra parte Spagnuolo, fermata l'azione offensiva dell'SPV. Santeramo, Piozzini sulla metà pista, time out chiesto dal Matera appena ci sarà uno stop al gioco. Francesco Poletti, Bicicchi, Spagnuolo, conclusione con schiacciata di Poletti e la pallina viene parata da Ellausi. Protestano perché forse il tiro era un po' alto i giocatori del Matera, l'arbitro però ha fatto continuare. Francesco Poletti, conclusione deviata, poi riparte Piozzini, scivola Santeramo, mantiene comunque il possesso di palla la squadra ospite. Torres, in avanti la sfera adesso da Monticelli a Piozzini, poi Torres, su di lui Spagnuolo, indietro di nuovo per Santeramo, cerca di farsi luce, buon lavoro di Santeramo, doppio dribbling, poi conclusione parata da Filippo Poletti. L'SPV che riparte sulla metà pista in possesso di palla Bicicchi, conclusione controllata da Torres, poi Piozzini finta il tiro, serve poi Monticelli, il quale gli ritorna la pallina, non aggancia Piozzini in un primo momento, poi la recupera dopo la sfera, sfuma la possibilità di tiro, non quella dell'azione offensiva. Torres, Monticelli, ancora Piozzini, prova l'alza e schiaccia da dietro la porta, niente di fatto, non trova lo specchio della porta. Torres, Monticelli si fa luce, prova la conclusione, attenta la difesa dell'SPV, scadono i 45 secondi, ma la pallina nel frattempo è già stata recuperata dall'SPV che si riporta in avanti con Bicicchi. Tiro deviato da Monticelli, la palla si alza, colpisce il muro dietro la porta ospite, rimessa in gioco dell'SPV presumo, ma dopo il time out chiesto dalla formazione materana, dall'allenatore in particolare Valerio Antezza. Mancano 16 minuti e 5 secondi al fine del primo tempo, risultato 0-0, un solo fallo di squadra commesso dal Matera fino a questo momento. Intanto nelle file dell'SPV è uscito Spagnuolo, è entrato Cortesi. Di nuovo in pista le squadre, non ci sono novità nel quintetto del Matera, mentre invece, come vi avevo detto, nell'SPV è entrato il numero 29 Cortesi al posto di Mattia Spagnuolo. La rimessa in gioco è a favore della formazione viareggina, come vedete
dal vertice interno della riporta alla sinistra del portiere ospite. Ha ricevuto Cinquini, Poletti, Bicicchi, Cortesi, Poletti, ancora Cinquini, molto mobile come sempre il numero 9 Viareggino. Riparte il Matera con Monticelli per Piozzini, Piozzini fermato da Bicicchi dopo che aveva saltato un giocatore, poi tiro dalla metà pista di Santeramo, parato, e riparte Francesco Poletti con questo tentativo di passaggio per Bicicchi anticipato da Elausi, e dalla parte opposta Torres mette a terra Filippo Poletti e va a segnare. Vantaggio del Matera, quindi messo a segno da Torres con un'azione, e dalla parte opposta Torres ha recuperato palla, si è portato vicino al portiere, lo ha invitato praticamente a distendersi fintando il tiro e poi ha messo in fondo al sacco. 1-0 per il Matera. Fino a questo momento la partita, come avete visto, si era svolta sui binari abbastanza di equilibrio. Ora prova a ripartire l'SPV con Cortesi, da questi a Poletti, niente, riparte il Matera, Piozzini, Torres ancora, Piozzini, bella la triangolazione, stavolta Poletti è bravo ad anticipare, o meglio a chiudere la conclusione di Piozzini. Poi la parte opposta si riprova a ripartire, finisce a terra Bicicchi, fallo di Torres, esce Cinquini, entra Del Merico nelle file viareggine, secondo fallo di squadra commesso dal Matera, gioco fermo, si deve ancora riprendere con la punizione in favore dell'SPV. Francesco Poletti in avanti per Cortesi, buono il servizio di Cortesi per Bicicchi, e Elausi para, ancora Bicicchi in possesso di palla, che non arriva a Del Merico, il quale Del Merico se la va a riprendere, poi però la riperde perché c'è praticamente tutta la squadra del Matera piazzata, e quindi riparte l'SPV. Francesco Poletti, superata la metà pista, Cortesi ha di fronte Santeramo, ancora Cortesi attaccato da Piozzini che gli toglie la sfera, riparte il numero 3 Materano, palla per Santeramo, il tiro colpisce l'esterno della rete, poi recuperata l'SPV, Poletti, e poi c'è il fallo commesso su Monticelli, il primo fallo dell'SPV, già battuta la punizione dal Matera. Santeramo velocissimo, come vedete gli scambi da una parte e dall'altra. Torres in avanti per Monticelli, indietro ancora per Torres, l'autore del gol grazie al quale il Matera è in vantaggio fino a questo momento. Ancora Torres riparte da dietro, un po' come ha già fatto varie volte questa sera, anche nell'azione del gol, anche se era partito praticamente dalla metà pista. Ora va avanti l'SPV con Francesco Poletti, Cortesi, Del Merico, ancora Cortesi, ora Poletti, mette palla al centro Poletti, la conclusione di Del Merico è stata ribattuta, lo stesso Del Merico però recupera la sfera, cerca di farsi luce per la conclusione, il tiro parte ma è Piozzini che lo devia. Riparte il Matera con Piozzini, Santeramo sulla metà pista, ha di fronte Del Merico, cambia gioco per Torres che gli ritorna la sfera, poi si intromette Del Merico, ancora il Matera con Piozzini, Torres, palla in avanti, buona l'intuizione di Monticelli con la deviazione che però supera la traversa. Bello il passaggio di Torres e anche la deviazione di Monticelli, anche se non ha centrato non di molto lo specchio della porta.
Tanto si ferma un attimo il gioco perché il portiere materano deve andare a asciugarsi il sudore. Gioco fermo, 12, siamo praticamente a metà esatta del primo tempo, 12 minuti e 20 ancora da giocare, meglio, metà meno 10 secondi del primo tempo. Di nuovo in pista il portiere materano e la rimessa a cura dell'SPV con Cortesi che tocca per Francesco Poletti. Torna in possesso di palla la formazione di Matera, niente di fatto, continui i capovolgimenti di fronte come vedete. Francesco Poletti del Medico, gli ritorna la sfera, non è in posizione molto utile per portarsi in avanti, ci prova Bicicchi a partire da dietro, mette al centro, no non mette al centro, va al tiro e Elausi para. Santeramo prova a partire, fermato, o meglio da pallina allungata da Poletti, ancora comunque il Matera, Monticelli dietro la porta di Filippo Poletti, ancora Monticelli, chiama Piozzini, si scontrano Cortesi, o meglio è Monticelli che finisce addosso a Cortesi, punizione in favore dell'SPV, terzo fallo di squadra commesso dalla formazione materana contro uno dei viareggini. Francesco Poletti, Bicicchi del Medico, ancora Francesco Poletti, controllo un po' problematico di Cortesi che comunque mantiene il possesso di palla, già data a Bicicchi, poi del Medico, mette la palla in avanti, quello che poi diventa un tiro sul quale para Elausi, poi bravo del Medico a gestire la pallina in mezzo agli giocatori avversari. Poletti cerca di farsi luce, attento su di lui Monticelli in marcatura, ancora Poletti del Medico, Bicicchi, Francesco Poletti si inserisce bene, cerca e gol, molto bello, bella azione personale di Francesco Poletti che si è inserito benissimo nella difesa e poi ha battuto Elausi con un tiro a mezza altezza. 1-1 il risultato. Francesco Poletti si inserisce bene, cerca e gol, molto bello, 10° e 20 secondi e c'è il time out chiesto dall'SPV che ha ottenuto il pareggio proprio pochi secondi fa con un bello spunto di Francesco Poletti. Non rientra in pista Spagnuolo a rilevare Bicicchi. Gli altri giocatori sono, per quanto riguarda la SPV, Cortesi, Francesco Poletti e Del Medico. Dall'altra parte c'è una modifica anche nella formazione materana, è entrato il numero 5 che dovrebbe essere Rondinone al posto, sembrerebbe, di Piozzini, perché Santeramo c'è sempre anche Torres. Finito il time out, no, Piozzini c'è sempre, è uscito Monticelli, quindi Rondinone, Piozzini, Torres e Santeramo, i 4 giocatori di movimento del Matera. È proprio Rondinone che si appresta a battere al centro, rimessa in gioco, non si intendono i giocatori materani, recupera Spagnuolo, supera la metà pista, chiama in azione Del Medico, poi Cortesi che colpisce male la pallina, si alza, rimessa in favore del Matera. Santeramo, Rondinone, Torres, Santeramo,
Rondinone in posizione centrale della pista, non aggancia il passaggio Torres, recupera la sfera Cortesi, in avanti per Spagnuolo. Spagnuolo si gira, chiama in azione Del Medico, Francesco Poletti riceve, si avvicina a Cortesi, ma Poletti cambia gioco per Del Medico dalla parte opposta. Cortesi riceve adesso da Del Medico, Francesco Poletti, l'autore del gol viareggino, ha di fronte Piozzini, ha già servito Spagnuolo, attaccato da Santeramo, riesce comunque a tirare, finisce fuori di poco. Poi dalla parte opposta il Matera prova a ripartire con Torres, Piozzini non riesce a concludere l'azione offensiva, è Francesco Poletti che riporta in avanti i suoi, va alla conclusione e prezioso intervento di Elausi che riporta in avanti i suoi, va alla conclusione e prezioso angolo dalla propria porta, non dal rettangolo di gioco, ma la rimessa comunque in favore dell'SPV. Cortesi, Poletti, Cortesi, Del Medico, Poletti ancora, Cortesi ha di fronte Santeramo, servito Spagnuolo, Spagnuolo aspetta il piazzamento dei compagni, è un bel passaggio per Poletti, la cui conclusione trova attento Elausi a deviare sopra la traversa. Riparte invece il Matera, forse un po' precipitoso nel tiro Santeramo, però la palla viene recuperata da Piozzini. Santeramo, ancora Santeramo, scivola a terra Rondinone, dalla parte opposta il lungo passaggio Del Medico per Cortesi, attaccato dal numero 13 Torres. Del Medico poi, su di lui Piozzini, riesce a superarlo in velocità, mette palla al centro, conclusione di Spagnuolo deviata quanto basta per uscire dallo specchio della porta da Santeramo. È già ripartito il Matera con Torres che però non aggancia. Riparte Cortesi. Del Medico, Francesco Poletti, Spagnuolo, ancora l'SPV manovra, Cortesi, Francesco Poletti sul fondo, poi dalla parte opposta ha qualche problema con il controllo Torres, però riesce a mantenere il possesso della sfera fino poi a perderla per l'intervento di Del Medico. Da questi a Poletti, adesso è Cortesi che richiama ancora in azione il proprio capitano sulla metà pista, entra nella metà pista avversaria per Spagnuolo. Poletti cerca di saltare in dribbling Rondinone, non ci riesce, però ancora l'SPV in possesso di palla. Buon momento per i viareggini che gestiscono bene il gioco. Cortesia con una mano, dopo un controllo un po' avventuroso, mette di poco sopra la traversa, non aggancia. C'è forse una spinta di Piozzini ai danni di Spagnuolo, l'arbitro comunque lascia giocare, sembrava aver recuperato Spagnuolo, poi alla meglio invece nel controllo Santeramo, ancora in possesso di palla. Santeramo chiama i suoi a una maggior reattività, è rientrato Monticelli al posto di Torres questa volta. Alla conclusione Del Medico, la palla viene richiamata l'attenzione dal portiere viareggino, l'attenzione dell'arbitro, anche Francesco Poletti deve asciugare il sudore.
Siamo a 5 minuti e 23 alla fine del primo tempo, 1-1 il risultato che francamente mi pare che rispecchi quanto si è visto in pista fino a questo momento. Dovrà rimettere in gioco il Matera. Poletti è di nuovo fra i pali, Filippo Poletti. Monticelli tocca per Santeramo. In avanti per Rondinone, controllo difettoso, recupera del medico per Francesco Poletti, poi con le spalle alla porta tira Bicicchi, non c'entra lo Specchio, ma ancora in possesso di palla l'SPV. Pregevole proprio questa capacità di gestire la pallina da parte dei giocatori viareggini, anche se ogni tanto la pista tradisce sia i giocatori di casa sia gli altri. Ricordo che, come ho detto tante volte, nei prossimi mesi, presumo, si spera, appena finita la stagione del campionato di Serie A2, verrà la palestra Dorando Pietri verrà fatta oggetto di lavori di manutenzione straordinari abbastanza importanti, attesi da molto tempo, fra i quali c'è proprio il rifacimento della pista, che è in condizioni abbastanza precarie, diciamo così. Intanto siamo arrivati a 4 minuti e 20 alla fine del primo tempo, con l'SPV in possesso di palla, la stessa SPV che ha richiesto il time out con il proprio allenatore Alessandro Martini. Conclusione di Francesco Poletti, finisce sul fondo, recuperata da Piozzini per Monticelli, cerca di richiudere il triangolo, può ripartire l'SPV. Spagnuolo, la conclusione sul fondo, Piozzini per Monticelli, cerca di richiudere il triangolo, Piozzini e Bicicchi, alla meglio il giocatore del Matera, con questo servizio per Monticelli, conclusione ribattuta da Filippo Poletti. Francesco Poletti va alla conclusione, cerca l'angolino ma ci arriva il Lausi, ancora Francesco Poletti e finisce a terra Francesco Poletti, rigore dopo che aveva tirato e la sua conclusione è andata fuori, l'arbitro però ancora Francesco Poletti e finisce a terra Francesco Poletti, tiro di rigore alla formazione viareggina, che tiro di rigore che verrà battuto non appena sarà passato il time out. A 3 minuti e 31 secondi dalla fine, quindi la formazione di casa ha la possibilità di tornare in vantaggio. È stato un fallo su Francesco Poletti in area e un tiro di rigore che presumibilmente dovrebbe essere battuto dallo stesso Francesco Poletti. Vediamo. Terminato il time out, si riprende, no, è Bicicchi l'incaricato del tiro di rigore, Bicicchi contro Elausi. Che riprende il suo posto adesso fra i pali. Parata da Lausi, riprende ancora Bicicchi, ancora Lausi sulla seconda ribattuta, niente di fatto, quindi poi gioco fermo, parata di squadra della formazione viareggina, niente di fatto sul rigore, quindi, che è venuto al 21esimo, e quindi si resta sull'1-1, risultato maturato nei minuti precedenti. Dopo il vantaggio del Matera c'era stato il pareggio della formazione di casa. Bicicchi prova la conclusione, ribattuta da Torres che è rientrato in pista al posto di Rondinone. Santeramo un po' allargate le squadre, riesce alla conclusione di Monticelli
niente di fatto, recupera Piozzini, ancora Monticelli, poi Santeramo, conclusione dalla propria metà pista di Torres, controllata da Francesco Poletti, che poi è attaccato da Piozzini, riesce comunque a servire Del Medico. Siamo a 2 minuti e 20 dal termine. Piozzini ruba palla a Bicicchi, poi intercetta Piozzini e riporta in vantaggio. Errore di impostazione della formazione viareggina e il Matera ritorna in vantaggio. Termine. Piozzini ruba palla a Bicicchi, poi un passaggio arrivato da Torres. Il gol è venuto al 22esimo e 45 secondi, quindi di nuovo in vantaggio la formazione materana. E la usi ancora, che deve asciugarsi il sudore, ritorna fra i pali. 2 minuti e 15 come abbiamo detto da giocare nel primo tempo. È ritornato in vantaggio il Matera. Francesco Poletti in avanti per Cinquini, Bicicchi, ancora Poletti, quindi dal possibile vantaggio dei viareggini per il rigore che Elausi ha parato a Bicicchi, al secondo vantaggio della squadra materana con la conclusione della deviazione in area di Piozzini su tiro di Torres. Piozzini ancora in avanti per Santeramo, attaccato da Cinquini, che ha fatto il suo nuovo ingresso in pista al posto di Spagnuolo. Piozzini ancora avanti per Monticelli, conclusione di Santeramo parata da Filippo Poletti. Bicicchi, Del Medico supera Torres, si porta al centro, niente di fatto, ancora in possesso di palla l'SPV, da Cinquini a Bicicchi a Poletti. Francesco adesso, Del Medico, Bicicchi, ancora Del Medico, ultimo minuto. Francesco Poletti cerca di destreggiarsi nella difesa avversaria, poi dalla parte opposta la conclusione di Torres finisce fuori, riparte l'SPV che avrebbe la possibilità di tenere palla fino alla fine, perché mancano 30 secondi e ne ha 36 per concludere l'azione. Del Medico, Francesco Poletti, Piozzini sulla metà pista, Poletti supera 14 secondi, cerca di portarsi in avanti, c'è la rimessa in favore dell'SPV. Bicicchi sulla palla, no, non è, l'arbitro fa rettificare la posizione, non è proprio dall'angolo interno dell'area di porta, è qualche metro più fuori. 10 secondi alla fine. Cinquini tocca a Bicicchi, ultimissimi secondi. Bicicchi, niente di fatto, punizione in favore del Viareggio. 4 secondi adesso, azione un po' molto spezzettata in questi ultimi secondi. Vediamo se Del Medico prova la conclusione, ma Elausi para mentre suona la sirena. Quindi il primo tempo finisce con il Matera in vantaggio per 2-1, ha portato in vantaggio la formazione ospite Torres, c'è stato poi il pareggio di Poletti e poi dopo il rigore parato a Bicicchi il 2-1 di Piozzini al 22esimo. Ci risentiamo fra qualche minuto per il secondo tempo.
Siete di nuovo collegati proprio mentre inizia il secondo tempo qui alla palestra Dorando Pieti di Viareggio, nell'incontro fra l'SPV Group e il Matera, valevole per la quinta giornata di ritorno del girone B di Serie A2. Vediamo i quintetti delle due squadre. Nelle file del Matera fra i pali c'è il portiere Pigato al posto di Elausi, poi il quintetto è lo stesso con cui la formazione di Valerio Antezza ha giocato buona parte del primo tempo, ovvero sia Piozzini con il numero 3, Santeramo con il 2, Torres con il 13 e Monticelli con il 74. Per quanto riguarda la SPV, Filippo Poletti fra i pali numero 1, poi Francesco Poletti numero 12, Mattia Spagnuolo numero 7, Lorenzo Cortesi 29 e Mattia Bicicchi 18. Risultato dei primi 25 minuti, come vedete in sovraimpressione, è di 2-1 in favore della formazione materana, un risultato che forse premia un pochino eccessivamente la squadra di Antezza, che diciamo un primo tempo è stato equilibrato. La differenza comunque l'ha fatta la maggior precisione sotto porta dei lucani, visto che a differenza dell'SPV che ha sfallito un rigore sull'1-1, il Matera ha sfruttato meglio le occasioni che gli si sono presentate. Però a livello di gioco, a quello che mi è sembrato di vedere, le due squadre si sono equivalse, ma adesso il Matera va in doppio vantaggio con una deviazione simile a quella del 2-1 nel primo tempo, uno schema ormai collaudato. Mi è sembrato di vedere, le due squadre si sono equivalse, ma adesso il Matera, il gol è venuto a 1:32, è un gol che potrebbe essere molto pesante nell'economia della partita, perché consente alla formazione ospite di portarsi in doppio vantaggio. Vediamo come reagirà la formazione viareggina a questo gol a freddo degli ospiti che peraltro, come ovviamente avevamo già detto all'inizio della gara, per quanto riguarda la classifica sono chiaramente favoriti nonostante che giochino fuori casa. Però insomma, ecco, il buon primo tempo della formazione viareggina aveva fatto pensare che la partita potesse avere uno sviluppo diverso, anche se comunque c'è ancora da giocare 23 minuti esatti, quindi può succedere di tutto. Certamente il doppio vantaggio per una squadra tecnicamente più dotata come quella materana è un buon inizio di secondo tempo. Spagnuolo, Poletti, ancora Spagnuolo, poi Francesco Poletti, perde palla per intervento di Torres è praticamente da solo, cerca di far passare del tempo, recupera ancora il Matera, ancora con Torres, gira dietro la porta Torres, su di lui interviene anche Cortesi, poi Francesco Poletti dall'altra parte, cerca di far arrivare la palla a Bicicchi, ci riesce ma non in posizione utile per il tiro. Comunque ancora SPV in possesso, Francesco Poletti, Spagnuolo, Bicicchi, ancora Bicicchi, su di lui Piozzini, palla in avanti sul fondo, recuperata da Monticelli, da questi a Piozzini, doppietta per lui, quindi si è portato a 25 reti in questo campionato, non male decisamente, visto che sono state giocate 13 partite, sono 9 squadre, quindi nel computo totale saranno 16 le partite giocate da ogni squadra. Spagnuolo recupera pallina sulla metà pista, poi intercetta Piozzini, ancora Matera in avanti, Torres lasciato in avanti apposta per disturbare la difesa viareggina e impedire alla formazione di Martini di attaccare in massa. Gioco fermo, si deve riprendere il gioco con una rimessa in favore dell'SPV, come vedete dal vertice interno della riporta alla sinistra del portiere Pigato, che difende la porta materana dall'inizio della ripresa. Cortesi, riparte ancora il Matera, Torres indietro per Piozzini, in avanti per Santeramo, ha di fronte Spagnuolo, manovrano chiaramente per la gestione della palla,
Piozzini ancora, indietro per Monticelli con problemi di equilibrio, poi la conclusione con la deviazione davanti alla porta di Piozzini, stavolta finisce fuori, riparte Francesco Poletti, fa tutta la pista, mette al centro per Cortesi, tocca la palla ma non impensierisce il portiere, dalla parte opposta Piozzini, poi Torres, Monticelli, e un po' comunque la differenza fra le due squadre la fa anche avere un goleador come Piozzini, che in effetti per la Serie A2 è un giocatore di categoria molto alta, sempre segnato molto questo giocatore, che ha passato la maggior parte della sua esperienza italiana proprio nelle file del Matera. Mette palla in area Monticelli, niente di fatto, poi Torres, stava scadendo il tempo, tira fuori, recupera Biocicchi, prima era Cortesi, ancora Bicicchi, ha di fronte Santeramo, altro giocatore di grande esperienza nelle file materane. La conclusione finisce sul fondo, poi recuperata da Spagnuolo, poi Piozzini, Torres per Santeramo, Monticelli, Torres gestisce il gioco il Matera con il doppio vantaggio, poi Santeramo, ribattuto il tiro, parte Bicicchi, conclusione sul fondo, Pigato allontana la pallina, poi c'è il fallo di Bicicchi su Santeramo, punizione in favore del Matera, è uscito Spagnuolo, è rientrato Del Medico, rimessa in gioco, quindi siamo a 3 falli di squadra per parte adesso, il risultato invece di 3-1 in favore del Matera, Matera che sta manovrando con Santeramo. Monticelli si gira, poi scivola e recupera Francesco Poletti. L'SPV dovrebbe cercare di riportarsi sotto, una deviazione di Bicicchi termina fuori dello specchio della porta per mettere un po' più di pressione agli avversari, che chiaramente con 2 gol di vantaggio possono gestire meglio il gioco, o meglio, perché meglio, con più tranquillità. Conclusione di Bicicchi, niente di fatto, recupera Del Medico, ancora Del Medico per Francesco Poletti da dietro, schiaccia Bicicchi, la pallina termina fuori e recupera poi il Matera. Piozzini, Santeramo, Monticelli si libera bene di Poletti, va alla conclusione che passa vicino al palo alla sinistra di Filippo Poletti, poi Cortesi riporta in avanti la sfera, Del Medico, Francesco Poletti, Bicicchi, ribattuto il tiro di Bicicchi, parte Piozzini, in avanti Santeramo, è stato chiesto intanto un time out del Matera che sarà sancito non appena finisce, ferma il gioco. Francesco Poletti ha qualche difficoltà nel controllo, poi però subisce fallo ad opera di Santeramo e dopo il time out chiesto dalla Matera si riprenderà con una punizione in favore della formazione viareggina. 16 minuti e 43 secondi da giocare nel secondo tempo, 3-1 il risultato in favore della squadra ospite. C'è una sostituzione nelle file del Matera, vediamo
nella SPV, no, sono gli stessi che hanno, no, vediamo un po', no, mi pare che ci sia una sostituzione anche nelle file del Matera. È entrato il numero 6 Toti, infatti, sì, mentre nelle file del Matera vediamo il numero 10 in pista, ovvero sia Matera. Quindi Matteo Matera. Gioco fermo, è proprio Toti, il nuovo entrato dell'SPV, a toccare la pallina, un po' elaborata la rimessa in gioco, finisce per avere la meglio il Matera con Piozzini, sul quale poi rinviene Del Medico che riporta in avanti la sfera, va alla conclusione, parata da Pigato, poi arriva Francesco Poletti che subisce fallo, è il quinto fallo commesso dal Matera, 3 quelli dell'SPV. Bicicchi, Francesco Poletti, ancora Francesco Poletti, chiama Bicicchi in avanti per Toti, Toti per Bicicchi, attenta alla difesa del Matera, poco spazio per iniziative viareggine, ribattuto il tentativo in postazione, adesso c'è il fallo di Bicicchi e c'è l'espulsione di Bicicchi per un fallo su Piozzini, c'è il fallo di Bicicchi e c'è l'espulsione del Matera che è affidato a Torres, numero 13. Quando mancano 16 minuti esatti al termine della partita, il risultato di 3-1 a favore del Matera, che se riuscirà a segnare questo gol avrà ovviamente un gol in più di vantaggio. 3 gol comincerebbero a essere molti. Vediamo, in ogni caso non dovesse entrare il tiro diretto di Torres, vediamo, ci sarebbe la superiorità numerica. Torres mette fuori e adesso 2 minuti con l'uomo in più per Torres, vediamo, ci sarebbe la superiorità numerica. Torres mette fuori, poi non riesce a tirare, forse era meglio se chiamava in aiuto i compagni invece di continuare l'azione nel vivo dell'attacco avversario con 3 giocatori addosso. Adesso è il Matera in possesso di sfera, vediamo se riuscirà a sfruttare la superiorità numerica. È proprio il numero 10 Matera a esaltare Filippo Poletti, vediamo se riuscirà a sfruttare la superiorità numerica. È proprio il numero 10 Matera. Time out chiesto dalla SPV, quindi prima di riprendere il gioco ci sarà ancora questa interruzione richiesta da Alessandro Martini, allenatore viareggino. Vediamo, probabilmente dovrà dare delle indicazioni per quanto riguarda la gestione di questo minuto e qualcosa con l'uomo in meno per la squadra viareggina. Comunque il risultato è sempre di 3-1 in favore del Matera. Torna in pista l'SPV, anche il Matera, non ci sono novità nemmeno nei 4 giocatori rimasti in pista per la squadra viareggina. Matera per Piozzini, Torres ha qualche difficoltà al controllo, l'arbitro assegna la rimessa all'SPV. Battuta adesso, Toti serve Del Medico, poi palla in avanti ma 2 giocatori in vantaggio su Toti, riparte quindi
il Matera, cerca ancora di sfruttare l'uomo in più. Torres va a girare dietro la porta, poi chiama in azione Santeramo che potrebbe provare il tiro da lontano, non c'è lo spazio buono, vediamo adesso, nemmeno adesso perché viene ribattuto da Toti, quindi si ripartirà con la rimessa in gioco del Matera ancora. Piozzini sta per finire l'azione offensiva dei Viareggini, del Materani, finisce in questo momento, però pasticcia la squadra di casa, riconquista la sfera il Matera. Piozzini per Matera, no, non era Matera, era Torres. Matera non ha avuto la guizzo per la deviazione giusta, poi riparte del Medico, prova a far tutto da solo, poi chiama in azione, finito l'inferiorità numerica, è entrato Bicicchi. Del Medico si allarga, va alla conclusione, niente di fatto, ribattuta, poi recupera Santeramo, riceve Torres sulla metà pista, poi Santeramo, ancora Torres in lotta con Poletti, si strattonano i due, l'arbitro lascia giocare, poi la conclusione di Torres viene parata da Filippo Poletti, poi c'è un paio di scontri di gioco fra Del Medico e Torres, ancora Francesco Poletti, Bicicchi anticipato da Torres, Del Medico, Francesco Poletti cerca di servire Toti non ce la fa a girarsi per effettuare il tiro. Francesco Poletti, Del Medico, bilancia un avversario, va alla conclusione, deviazione sul fondo, poi riparte Santeramo e c'è il fallo di squadra numero 4 commesso dall'SPV, quindi si riprende con la punizione battuta dal Matera. Torres, ancora Torres serve Santeramo, abbiamo superato la metà del secondo tempo, il risultato è quello di inizio ripresa, ovvero sia con il 3-1 che il Matera ha segnato proprio in poco più di un minuto dall'inizio della seconda frazione. Matera ancora in possesso di palla, gioca al limite dei 45 secondi. Rientra Monticelli nelle file del Matera. Francesco Poletti, Bicicchi si è un po' perso lo slancio offensivo dell'SPV negli ultimi minuti, con il Matera che invece sta gestendo meglio forse che nel primo tempo. Il fatto di avere 2 gol di vantaggio probabilmente aiuta a giocare con maggior tranquillità. Prova Francesco Poletti, mette la pallina al centro ma Pigato para. Del Medico, Francesco Poletti ha di fronte Piozzini, se ne libera, va alla conclusione, Pigato para ancora, poi Cortesi viene anticipato dai difensori, vicino al gol questa volta l'SPV, poi Del Medico ancora, Del Medico per Bicicchi, Francesco Poletti, ancora Del Medico, come avete visto da qualche minuto non c'è più Toti nelle file dell'SPV, ma c'è Tomei, numero 27. Santeramo, finte che sbilanciano Del Medico, poi ancora Santeramo
Torres anticipato da Del Medico, Piozzini, poi Del Medico ancora, Torres su di lui, riesce a liberarsi, Del Medico fa tutto da solo e fa molto bene perché la sua conclusione colpisce la traversa, sfortunato di lui, riesce a liberarsi, Del Medico fa tutto da solo, la pallina, Francesco Poletti non ci arriva, ma ci arriva Bicicchi, poi la conclusione di Bicicchi termina fuori, recupera ancora l'SPV, ora si è decisamente scossa la formazione di Alessandro Martini che negli ultimi minuti, proprio dopo che avevo detto che aveva perso un po' di spinta, l'ha ritrovata. Antezza chiama i suoi a un possesso di pallina più lungo per appunto gestire il tempo meglio. Francesco Poletti, Del Medico, chiaramente il passare del tempo favorisce Piozzini, si immola di fronte alla conclusione di Francesco Poletti ribattendola, poi Bicicchi ancora, ottima gestione del Matera che poi esce fuori dalla propria metà pista con Santeramo. Da questi a Torres, poi Piozzini, 8 minuti e 40 secondi da giocare e l'SPV che dovrebbe cercare di andare in gol. C'è tanto il time out chiesto dalla formazione di casa. Conclusioni Del Medico stavolta fuori, sulla ribattuta Tomei è in lotta con Santeramo, palla a 2 ma c'è il time out chiesto dall'SPV, gioco fermo e 8 minuti e 19 da giocare con la rimessa che sarà a 2 dopo il time out chiesto dall'SPV. Per concludersi il time out, ricordo che il risultato di 3-1 a favore del Matera consente alla formazione ospite di gestire i tempi abbastanza bene, lo sta facendo vedere la squadra di Valerio Antezza, e l'SPV dovrebbe invece cercare di dare maggior continuità, come ha fatto peraltro negli ultimi minuti, alle proprie azioni offensive, sempre ovviamente stando attenta a non scoprirsi. Piozzini, Santeramo in lotta con Francesco Poletti, poi cerca di servire Monticelli, vede tutto Bicicchi che va dalla parte opposta e c'è ancora una traversa di Bicicchi dopo quella di Del Medico, è la seconda traversa colpita dall'SPV. Due traverse che, se c'è il gioco fermo, vediamo, credo che ci sia, c'è il portiere Pigato che deve andare ad asciugarsi la maschera. Dicevo, due traverse che potevano aver cambiato l'inerzia della partita, ma del resto questione di centimetri, ma la pallina non è entrata e quindi il risultato è sempre favorevole al Matera. 7 minuti e 40 da giocare. Francesco Poletti
Spagnuolo, conclusione che passa attraverso una selva di pattini, poi viene recuperata da Cinquini che chiama in azione Spagnuolo, da questi a Poletti che è anche ultimo uomo, deve stare attento. Buon lavoro di Poletti su Torres, poi però viene fermato da Santeramo. Piozzini, Monticelli, Torres si porta al centro, ma è bravo a chiudergli lo specchio Filippo Poletti, e Francesco Poletti dalla parte opposta con Bicicchi fermato da Piozzini. Torres si allunga per recuperare la sfera, serve ancora Piozzini, cerca di trovare lo spazio, ma lo trova, ma è Filippo Poletti che para. Siamo a 6 minuti e mezzo. Monticelli, Torres, ancora Torres, mette palla al centro, interviene Filippo Poletti, poi parte Francesco Poletti, subito pronto a chiudere la difesa del Matera. Spagnuolo, poi Cinquini, niente di fatto, ancora Cinquini. Martini ha provato varie soluzioni offensive sia con Toti che con Tomei, però effettivamente la difesa del Matera ha impedito, a parte le due occasioni in cui Bicicchi e Del Medico hanno colpito la traversa, hanno impedito le due traverse, dicevo, hanno impedito alla formazione viareggina di riportarsi sotto. Intanto è stato chiesto il time out, un altro time out dal Matera, dovrebbe essere occhio e croce l'ultimo della partita, e l'SPV intanto viene avanti. Poletti invitato all'azione da Spagnuolo, poi Bicicchi, Poletti, Spagnuolo ancora. Si gira Poletti, il tiro parte ma non arriva in porta, recuperato da Santeramo, su di lui Bicicchi, ancora Santeramo, la pallina finisce fuori dal rettangolo di gioco, ci sarà la rimessa dopo il time out chiesto dal Matera. 4 minuti e 52 da giocare, 3-1 il risultato a favore del Matera. Fari di squadra 5 quelli commessi da Matera, 4 quelli commessi dall'SPV che ricrimina sicuramente sulle due traverse di questo secondo tempo, colpite prima da Del Medico e poi da Bicicchi. Specialmente quella di Bicicchi è stata molto violento, il tiro di Bicicchi si è sentito benissimo, quella di Del Medico era un tiro che ha scheggiato, se fossero sempre le porte di legno, la parte superiore della traversa, più netta quella di Bicicchi. Comunque si tratta di occasioni che avrebbero potuto rimettere maggiormente in discussione il risultato. Matera deve gestire i 2 gol di vantaggio in questi minuti, questi 4 minuti, quasi 5, e si riprenderà proprio con la rimessa in favore della formazione ospite. È Piozzini e Torres. Piozzini tocca per Torres, in avanti per Monticelli. Monticelli gestisce bene la pallina, poi serve Piozzini, evidente, si alza la pallina, evidente, dicevo, la volontà da parte dei giocatori di Matera di gestire il tempo nel miglior modo possibile. C'è un po' di confusione, comunque Monticelli che va nella propria area a riprendere la pallina, ma non c'è tempo. Finita l'azione della Matera, anche se Antezza dice che il portiere viareggino aveva toccato la sfera, comunque la rimessa è in favore della squadra di casa. Cinquini per Del Medico, Poletti, Del Medico, mette palla in area e interviene Pigato, recupera Cinquini, ancora Del Medico,
ha di fronte Torres, Poletti, Bicicchi, Del Medico, ancora Poletti, cambia gioco, però non riesce a arrivare in profondità, ci prova ora l'SPV, non riuscita, però è stata fermata dalla formazione ospite. Siamo a 3 minuti e mezzo, prova a ripartire Del Medico come nell'azione precedente in cui ha colpito la traversa, questa volta è costretto ad allargarsi dall'intervento di Torres, poi c'è una mischia davanti alla porta con Pigato che salva su una prima conclusione, intervento di Torres, poi c'è una mischia davanti alla porta con Pigato che salva. Monticelli, c'è stato un blocco di Torres non rilevato, lo stesso Torres va al tiro, niente di fatto, ancora il Matera comunque, Monticelli, c'è stato un blocco di Torres non rilevato, lo stesso Torres va al tiro, indietro per Piozzini, da Piozzini a Monticelli, gestisce la palla il Matera, adesso la conclusione non c'entra lo specchio della porta e riparte Del Medico dell'SPV, chiaramente deve cercare di non concedere la palla agli avversari, che ovviamente intanto conclusione di Bicicchi deviata da Pigato, ovviamente quando il Matera prende la palla rallenta il gioco e pensa soprattutto a gestire, come è logico che faccia una squadra che ha 2 gol di vantaggio a poco più di 2 minuti dalla fine. Finisce a terra Cinquini, c'è il 6º fallo di squadra commesso dal Matera e c'è l'ammonizione per proteste a Bicicchi, ammonizione a Bicicchi perché ha protestato con l'arbitro, probabilmente avrebbe voluto il cartellino blu come gli era stato comminato per la sua azione di qualche minuto fa. Comunque riparte siamo ormai agli ultimi 2 minuti di partita, prova a partire Francesco Poletti, fa una bella azione personale, vediamo un po' Bicicchi, salva Pigato che aveva già fermato il primo tiro di Poletti, fa una bella azione personale, vediamo un po' Bicicchi, salva Pigato che aveva già, il Matera riprende controllo della pallina a 1 minuto e mezzo, poi la deviazione di Torres sopra la traversa, riparte l'SPV con la pallina per Bicicchi, generoso forcing della squadra di Alessandro Martini, Del Medico alla conclusione, c'è a terra Monticelli che fortunatamente non viene colpito dal tiro del giocatore viareggino, poi recupera l'SPV ma è lo stesso Monticelli che va a recuperare, Matera che deve gestire la pallina, Torres preferisce non tirare come gli ha detto di fare il suo allenatore, ha detto possesso, giustamente altezza, più importante far passare il tempo che andare al tiro, visto che c'è 2 gol di vantaggio dalla parte del Matera. Ultimo minuto, 50 secondi, non si intendono 2 giocatori del Matera, può ripartire l'SPV, è l'ultima occasione per riportarsi almeno sotto, cercano i giocatori materani di tenere lontano i viareggini, il tempo passa, 30 secondi, prova a partire Bicicchi, mette palla avanti, deviata da Santeramo, ultimi secondi, niente, vediamo riesce a tirare, no non riesce a tirare Poletti, poi Del Medico, niente di fatto nemmeno in questa circostanza, prende la pallina Piozzini, la riperde, Cinquini va alla conclusione e segna Cinquini a 6 secondi dalla fine, purtroppo per l'SPV, prende la pallina Piozzini, la riperde, Cinquini va alla conclusione e segna, l'SPV meritava almeno la seconda rete al 24:54 e a questo punto alla formazione materana basterà gestire la pallina per 6 secondi, cosa che sta facendo in questo momento, recupera l'SPV ma non c'è tempo, finisce 3-2, una sconfitta di misura per l'SPV che gioca alla pari contro una delle prime 4 formazioni del campionato cadetto, perde di misura, recrimina sulle 2 traverse
e su alcuni errori di troppo sotto porta, però del resto ripeto in partenza il pronostico era dalla parte della formazione del Matera, quindi diciamo che, se così si può dire, il pronostico è stato rispettato. Da SPV comunque una prova positiva a livello di gioco, e quel break del secondo tempo, di inizio secondo tempo, con la terza rete di Piozzini si è rivelato poi decisivo. È tutto da parte di Giulio Arnolieri, un ringraziamento in regia a Walter Cortesi e a Gabriele Bandini per le riprese, e alle prossime occasioni. Buona serata.